Noi non accetteremo, ricorreremo in tutte le sedi possibili e immaginabili, non esiste. Ci offende è la risposta ipocrita e strumentale del Presidente della RAI, che ad una mia richiesta specifica di fare il proprio dovere e invitare, anzi ordinare alle varie reti televisive di provvedere a dare informazione su un passo democratico così come importante, così come quello dei referendum, mi ha risposto dicendomi che ne prende atto e informerà le direzioni competenti, perché valuteranno il da farsi. Nel mentre loro valutano, i tempi tecnici terminano, perché noi dobbiamo consegnare le firme per il referendum entro la prima settimana di gennaio e noi dobbiamo necessariamente poter avvertire i cittadini che in questo momento si sta giocando una grossa partita democratica, sia in difesa dei diritti dei lavoratori, sia contro la casta, visto che tutti dicono che bisogna eliminare i privilegi della casta. Ci sono 2 referendum che abrogano il finanziamento pubblico ai partiti e le indennità ai parlamentari e 2 referendum a difesa dei lavoratori che vogliono appunto ristabilire il diritto al lavoratore licenziato a poter essere riassunto e il diritto ad avere uno stipendio, almeno un minimo sindacale garantito a livello nazionale. Rispetto a tutto questo la RAI a tutt'oggi non ha fatto nulla per informare i cittadini, eppure ripaghiamo il canone, e quando l'abbiamo diffidato ci ha risposto dicendo che valuteranno, ma la valutazione sicuramente arriverà quando il paziente è morto e quindi ci sembra che questi non siano medici ma siano assassini.